5 Stelle Sardegna presenta Die pro Die. In collaborazione con... Un minuto, resta un minuto per poterti dire, li sprecherai per mentirti mai come neve. Da Madò Parrucchieri a Sassari. Nobody loved me, nobody cared for me at all. Oh, nobody loves me, nobody cared for me at all. Io credo che l'essere venuta a Charleroi abbia per me un grandissimo significato e indubbiamente inciderà come esperienza nella mia maturazione. Venire a contatto diretto, ascoltarli, parlare con loro, esternare con loro emozioni, sentimenti, stati d'animo, è stato per me uno scoprire un pezzo della Sardegna fuori dalla Sardegna, che però batte incessantemente per la Sardegna. Forse questi continui contatti, l'essere qua, la nostra presenza ha significato per loro un momento importante, quindi io sono felice di esserci, ma credo che sarei molto più felice se il legame continuo tra la Sardegna e i sardi che sono al di fuori fosse un legame più profondo, più sentito e ininterrotto. Avete sentito il discorso? Da molti accettato, da molti paesi rigettato. Insistenza che si trova, ci interviene l'origine, risolvo anche il meglio, conoscevo qualche cosa ma non ho approfondito sulle cose che non funzionano. E non solo da noi, anche qui. Oggi sono tanti che riesce a controllarsi tutta la notte, portare però buone dice. È un momento storico questo per i gremi di Sassari. Noi rappresentiamo in questo momento i 9 gremi che partecipano i gremi di candeliere, diciamo, no? Che fanno parte dell'intergremio. Quindi abbiamo voluto approfittare di questo momento, insomma, grazie all'invito fattoci dal dottor Cassano,
il quale ci teneva tanto che noi partecipassimo a questa manifestazione. La nostra presenza è stata anche voluta da tutti noi, solo che noi, siccome rappresentiamo un tipo di religiosità popolare che viene interpretata dai Grimi, abbiamo voluto fare una celebrazione eucaristica in una chiesa molto importante di questa città. Quest'anno ricorre i 500 anni da quando le corporazioni, cioè i gremi, hanno formulato il voto alla Madonna Assunta che la nostra città è stata salvata da una terribile pestilenza. Questa pestilenza nel 1504 terminò proprio in occasione dell'offerta dei ceri che già si faceva per il 14 agosto. Quindi è stato quello il momento, cioè il primo momento, che i gremi hanno fatto il voto alla Madonna Assunta per questa grazia che ha ottenuto la città. Poi Sassari ha rinnovato altre volte il voto alla Madonna Assunta per determinate situazioni di difficoltà e quindi questo 500° anno vogliamo ricordarlo in maniera importante. Persone al giorno stanno chiedendo nel nostro stand, sempre gremito di gente. Sì, è vero, noi infatti abbiamo dovuto far arrivare un altro camion pieno di merce, di brochure, materiale turistico, perché durante i primi 3 giorni quasi è andato tutto via e abbiamo preparato del materiale per circa 100.000 persone. Mai ci si aspettavano che anche coloro che sono venuti qua a vendere le merci sarde abbiano finito tutto in 3 giorni, così come mai ci si aspettava, caro Gianluca, che fossero così tante le persone a prenotarsi per venire in Sardegna. Qui stiamo parlando di oltre 4.000 persone che verranno in Sardegna e che hanno già fatto le prenotazioni, alcuni hanno già fatto anche i biglietti. Esatto, posso dire che domenica scorsa in solo un'ora ho ricevuto io personalmente 20 richieste per venire a trascorrere almeno una settimana in Sardegna, ma la peculiarità di queste richieste è che sono tutte richieste in bassa stagione. Ci hanno chiesto aprile, maggio, settembre, ottobre e questo per noi è l'obiettivo. Vogliamo destagionalizzare il turismo in Sardegna e qua ci stiamo riuscendo. Die pro die. In collaborazione con A Castelsardo, davanti un'incantevole vista sul mare, il ristorante La Guardiola ti aspetta con i suoi raffinati e gustosissimi piatti, la ricerca dei sapori e dei colori, immersi nel centro storico della bellissima Castelsardo, in piazza Bastione 4. La storia ti aspetta, la scelta dei sapori più ricercati.